Pochissima la gente che oggi transitava lungo le strade del Trevigiano, ma loro i carabinieri erano lì pronti non solo per far rispettare le regole, ma anche e soprattutto per aiutare i cittadini, come nel caso di una signora che aveva bisogno di una mano ed ha chiesto aiuto ai militari. Ci è capitato in maniera l'abbiamo fatto molto volentieri, aiutare una signora che ci ha chiamato nella notte, aveva terminato i farmaci, quindi una nostra pattuglia si è recata a casa, ha preso la ricetta medica e poi acquistato i medicinali che poi era capitato alla signora. Molti cittadini chiamano proprio per chiedere informazioni, soprattutto ora dopo il nuovo DPCM. Ci teniamo a precisare che noi ci siamo per i cittadini, soprattutto per i frequenti supporti informativi che ci chiedono, quindi le informazioni che giungono alla nostra centrale operative, quindi sul 112, ma anche alle stazioni che sono capillarmente presenti sul territorio. Quindi invitiamo i cittadini a chiamarci, contattarci in caso di dubbi e saremo ben lieti di fornire qualsiasi delucidazione abbiano bisogno. Le domande più frequenti sono proprio quelle relative agli spostamenti. Si tratta infatti di una delle previsioni dell'articolo 1 del decreto legge, quello che infatti durante le festività che vanno dal 24 dicembre fino al 6 gennaio c'è la possibilità di raggiungere una volta al giorno un'abitazione privata, ricordiamolo non più di 2 persone, ad eccezione di minori sotto i 14 anni. Quindi spesso le persone ci chiedono conferma a quello che è già scritto nel decreto legge e noi siamo ben lieti di poter confermare. Un Natale diverso anche per loro. Beh, certamente è un Natale molto particolare, ma i nostri compiti di vicinanza alla popolazione, alla gente, non cambiano. Abbiamo qualche diverso compito, che è quello di fornire queste informazioni, che è quello di stare vicino alla gente, di rispondere a queste domande specifiche e magari anche cercare di dare rassicurazione. Però ecco, anche per noi è un Natale sicuramente oggi di lavoro, per molti di noi, ma è un lavoro che facciamo volentieri proprio perché cerchiamo di garantire un Natale, se si può dire, il più possibile normale rispetto agli altri anni.